Benvenuti amici sportivi dal campo Marullo di Visconti. Claudio Costanzo e le telecamere della Wii Sport vi accompagneranno alla scoperta dell'ultimo turno di giovanissimi regionali Girone C. Quest'oggi in campo Camaro e Città di Messina. Camaro reduce da 2 turni di riposo a 43 punti, che insegue proprio i ragazzi di Mister Fiumara, che invece sono reduci da una vittoria rocambolesca alle scatole grazie al gol di Visitano per 2-1 sul Giardini Max, e a quota 48 punti vuole mettere in banca il terzo piazzamento in vista dei playoff. Arbitra il signor Tomasello della sezione di Messina. Cornice di pubblico della grande occasione, giornata soleggiata, tutte le componenti per una grande partita qui. Solito rito di raccolta dei ragazzi giallorossi che sono carichi e sanno che si giocheranno una tappa importante della loro stagione. Tutto è pronto, si può cominciare. Classica divisa giallorossa per i ragazzi del Città di Messina, che attaccheranno in questa prima frazione di gioco da sinistra verso destra. Qui subito però perde un sanguinoso pallone Gualberti, allora cerca di involarsi De Luca, che però si allarga troppo. Pensierioso qui Mister Fiumara, che inizia la partita seduto in panchina. Qui Majorana si invola sulla destra, mette questo pallone radente in mezzo sul quale non ci arriva Filippini. Sta per arrivarci Lombardo come un falco rapace, ma fa sua la sfera in 2 tempi il giovane portiere dell'USD Camaro. Invio lungo che finisce però sui piedi di Andò. Splendida palla in profondità proprio per Lombardo. Lombardo! Sempre lui! Davide Lombardo con il numero 9 a sbloccare le partite. Secondo gol consecutivo per il ragazzo convocato nella rappresentativa di allievi provinciali. Ha sbloccato il match e ancora fa a spallate lì davanti, una vera spina nel fianco per la difesa nero-verde. Qui si guadagna un calcio di punizione da una posizione interessantissima affidata al sapiente destro di Nicola Majorana, specialista sui calci piazzati. Qui prende la rincorsa, calcia col destro, il suo pallone a giro non scende e finisce alto sulla porta difesa da Filippini. Altro calcio di punizione al limite per il Città di Messina. Questa volta alla battuta va Cordaro con il numero 8. Cordaro tira, anzi no, Majorana, e Filippini si deve distendere sulla destra e manda in corner. Dalla battuta questa volta sì che è Cordaro. Mette questo spiovente in mezzo sul quale arriva Lombardo e salva sulla linea un difensore del Camaro che in questo momento è in difficoltà. Ora approfittano i ragazzi di Mister Fiumara di un'interruzione per dissetarsi. Camaro che si fa vedere dalle parti di Merlino con questa girata di De Luca, che Merlino agilmente fa sua. Ora ancora Camaro in avanti con De Luca. Trova De Marco, il suo tiro col sinistro, traversa clamoroso, poi la palla resta lì 2 volte, errando non riesce e nemmeno l'accorrentamento a ribadire in porta. Occasionissima per il Camaro, che ora sta mettendo pressione, la palla in mezzo ancora una volta per Rando, ma è straordinaria la diagonale difensiva di Gualberti. Ancora Camaro che ora sta cercando di chiudere il Città di Messina dal rigore, forse con un fallo non ravvisato dall'arbitro. La palla finisce sui piedi di De Marco, ma Merlino è straordinario coi pugni. Si fa trovare pronto il giovane capitano del Città di Messina, e su questo rinvio proprio del capitano termina la prima frazione di gioco. Squadra a riposo, parziale di 1-0 per il Città di Messina. A sbloccare la partita ci ha pensato come al solito Davide Lombardo. Città di Messina virtualmente a 51 punti, e qui con l'ausilio intanto della nostra regia passiamo alla seconda frazione di gioco. Camaro che dovrà dare tutto per riagguantare la partita. Qui ci prova con questa bella trama di passaggi, colpo di tacco, la palla per De Marco che però spreca tutto, mette un pallone velleitario in mezzo. Ora cambio nelle file del Città di Messina, esce Catalano, entra il giovane Maceli, classe 2003, che compierà il prossimo 15 maggio i suoi 13 anni. Qui ci prova Majorana con questa rovesciata, sempre sul calcio piazzato, velleitario il suo tentativo. Ora Andò viene atterrato, calcio di punizione dai 22 metri. Alla battuta questa volta Cordaro, prende la rincorsa, tira a giro, Cordaro! Sotto il 7, Eurogol del numero 8 del Città di Messina, che forse chiude definitivamente i conti e mette in banca il risultato. Riapprezziamo il gesto tecnico splendido del giovane centrocampista giallorosso. Fantastico il suo destra a giro,
impassibile Filippini. Ora prova a rispondere il Camaro, ma ancora una volta diagonale difensiva puntuale il Nazareno Gualberti che manda il pallone in corner. Tiene alta la concentrazione dei suoi mister Fiumara. Ora il Camaro si scopre e dà spazio alle ripartenze dei giallorossi. Qui con Lombardo che tiene la sfera, lancia Maceli in profondità. Maceli entra dentro l'area, dà uno sguardo in mezzo, serve Cordaro che questa volta si divora il gol del 3-0. Città di Messina che ha anche la possibilità di dilagare in questo finale. Qui ora il Camaro però in avanti, il tiro è di De Luca, col destro ancora una volta Merlino, fantastico ad andare giù a terra. Ancora Lombardo, una vera spina nel fianco, recupera anche questo pallone, la palla sui piedi di Maceli, ma l'intervento di Lembo regolare sul pallone secondo l'arbitro, e forse sì, ha preso il pallone nonostante sia entrato con molta foga. Qui anche un'occasione per Lombardo che può andare con la doppietta, ma cicca il tiro che è troppo debole. Finisce tra le braccia dei filippini. Altro cambio nelle file del Città di Messina, esce proprio Davide Lombardo, autore del gol dell'1-0, entra Valerio Santapaola con il numero 14. Si vuole coprire ora mister Fiumara per questo finale di partita. Grande prestazione per il numero 9 giallorosso. Ora ci prova il Camaro con questo calcio di punizione velletario che Merlino, come al solito, raccoglie tra le sue braccia e forse si chiude definitivamente la partita. Era l'ultima occasione per i neroverdi. Infatti su questo rilancio ci sarà il triplice fischio del direttore di gara Tomasello. Camaro 0, Città di Messina 2, vince il derby, seconda vittoria consecutiva e ora testa ai playoff per ripagare i sacrifici di questi ragazzi. E allora da Claudio Costanzo e le telecamere della Wii Sport è proprio tutto, vi salutiamo con le solite immagini del signor Saccà, grazie e alla prossima, sfondate il tasto mi piace.